Oggi andiamo a Forte Corbin della Prima Guerra Mondiale, che è accesa fino adesso, quindi ne abbiamo registrato una minchia. Cazzo, che bello che sono sullo specchietto. Dove siamo giunti, dove saremo giunti e dove siamo? Allora, benvenuti nel Forte Corbin. Il mio terrore non è tanto visibile, vero amici? Siamo inoltrati nelle gallerie. La strada è disconnessa o messa fuori una roda? Dai, amici, dai, stiamo andando a Forte Corbin. Stiamo scalando. Dai, passa attraverso la grata. Forte, dobbiamo passare sotto la grata per andare in alto dove sono i cannoni. No, scherzo, perché amici, dove andiamo oggi? Dove andiamo oggi? Adesso ve lo diciamo subito. Amici follower. Ma soprattutto, Amici, oggi andiamo? dove andiamo? E dove andiamo? Oggi andiamo a Forte Corbin, che era un ex forte della Prima Guerra Mondiale. L'hai studiato, vero? Costruito dai nostri compatriotti, mano sul cuore per piacere, compatriotti, per difendere dall'attacco austriaco. Adesso saliamo sulle nostre moto. Le nostre selle? Sì, perché le moto hanno le selle, che non saliamo sulla moto senza sella, e andiamo. Via! Verso l'infinito. E oltre. Andiamo! Come al solito verso Chioggia c'è coda, vero socio? Sì, c'è parecchia coda, c'è. Coda oggi di padovani, vicentini, stranieri di altre nazionalità che vengono a Chioggia. Eliminata un po' di coda. Prendiamo indicazioni per Padova e dopo Vicenza. Verde. Allora, adesso lampeggia, vuol dire che è accesa. Fino adesso quindi ne abbiamo registrato una minchia! Sta a farmi vedere sullo specchietto? Sì. Cazzo, che bello che sono sullo specchietto. Mi raccomando, le nostre sempre regole fondamentali, luci sempre accese, Casco ben allacciato. mai dimenticare di allacciare il casco. È stata fatta apposta per me questa battuta? No, assolutamente no. Ogni riferimento oggi è puramente casuale. Grazie, mi ero proprio dimenticato. Sì, no, mi è arrivato un casco addosso dietro. Ho detto, ma questo si assomiglia al casco del mio socio. Il nostro Maori Caffè, vedete? È chiuso. E quindi niente caffettino qua al Maori. E andiamo da un'altra parte. Adesso prendiamo Padova, la zona Padova industriale, poi facciamo la tangenziale verso Vicenza. Ed ecco che percorriamo la tangenziale, uscita Padova Ovest. Sostina al bar. Tortinetta mangiato dal nostro Jacopo. Caffettino, come al solito. No, aspetta, sostettina e caffettino, che siamo a mezzogiorno, Sì, penso adesso che mangeremo partiamo verso le subito. 1:30 alle 2 oggi. Caffè buono, possiamo partire. Ara che ci sono le montagne, e me quando vedo le montagne mi si versa il cuore. Visto, siamo arrivati di fronte alle montagne vicentine e abbiamo anche degli amici biker pronti a unirsi a noi. E questi faranno il viaggio per i cazzazzi suoi. Guarda com'è partito, guarda come si alza, Ducati. Sei impennato, non fatelo ragazzi. Mi raggiungo, ti aspetto dai per questa volta. Siamo arrivati quasi a Vicenza, giusto socio? Sì, quasi arrivati. Mi dà Sandrigo? Sandrigo? Sandrigo, sì, non avevo così un attimo al volo sul Sandrigo, navigatore. non mi intrigo, a Sandrigo? Non credo Sandrigo, vedi, Sandrigo. Sandrigo, perfetto. Quindi a Sandrigo c'è questa cattedrale o questo duomo imponente. Sì, molto particolare. Deve essere a pianta quadrata, una bella volta. Sì, un fiale alla volta, sì è vero. Un fiale alla volta è a pianta quadrata. Abbiamo trovato molti semafori, Tanti semafori. fortunatamente dai pochi rossi, giusto? Sì, strano, ancora rosso. Strano, sì. Sarà il 18° semaforo rosso che troviamo. No dai, su 11 ne abbiamo trovati solo 10 rossi. Guarda che spettacolo! Non sono io che ti porto, ma il navigatore che ti porta. Ma ho visto che se anche il navigatore ti dice una strada sbagliata, tu la correggi subito. Sì, perché io ormai le strade le conosco Esatto. a naso. Il forte è a circa 1000 metri di altitudine, 1000 e qualcosa. E per cui si sale. Riusciremo a respirare o l'aria sarà più rarefatta? Sì, riusciremo. Piccola sostina per bere un po' di acqua. Stanchino? No, va, pensavo peggio. Andiamo. Finita la pausa, si prosegue. Una stradina più strettina. Con una stradina molto stretta, Molto stretta. infatti ho la grondaia qua in moto, guardate che roba. C'è anche il paesetto giù, Tornantino.
tornantino a casa Alessi. Dopo sul video tagghiamo anche la Greta, la tagghiamo, sì. Tanto ha il profilo Instagram anche lei. Bello questa stradina, molto bella. Sì, tutta piena di curve, curvette, curvettine. Strettoia, mercato. Guarda che spettacolo di strada. Adesso giriamo di qua. Ah, che paesettino carino. Bella. Mamma, sembra di essere su un paesetto proprio di alta montagna. Mamma mia, via. Jacopo voleva le curvette. Ecco, infatti le abbiamo trovate. Tuo figlio voleva le curve ed ecco qua le curve. Figlio, vuoi le curve? E curve le avrai. Bello, va che roba. Belle come strade. Oh, adesso ci troviamo un paio di tornanti. Belle anche queste zone qua, che non le facciamo mai. Primo tornante. Primo tornante di una serie D? Di una serie D che non si sa. Non si sa. Ho preso un po', Guardate mio figlio come è impostato. Sto furgone va a idrocarburi. Quinto tornante. E si sale. Attenzione che arriva un spericolato. Eccolo qua, guardalo. Eccolo che è appena passato. Va che roba, va che roba. Mamma mia. Oh, adesso c'è un bel panorama, sai? Se non mi spiazzico prima giù, c'è un bel panorama. Oh, bellissimo. Mamma mia. Sono uscito un po' largo. Sei uscito un po' largo? Sono concentrato un po', ma sono uscito un po' largo. Bella, guarda. Bello. Siamo arrivati all'8º tornante. Guarda come arrivano giù. Ti aiuta tanto anche il discorso cartellonistica, Se vedi ti dice tornante fra 150 metri, 150 e via. Tornante, tu hai detto cazzo non ho letto i due cartelli e sei andato dritto. Ma sai perché si chiama tornante? Perché si chiama tornante? Si chiama, socio, tornante perché vedi che stai andando verso su, giusto? Però tu se malegolatamente vai dritto, tagli e torni giù. Quindi è tornante. Guarda cosa abbiamo qui, cosa abbiamo? Oh, qua si potrebbe anche fermare. Ecco qua, guarda. Non so se si può, bisogna sentire se c'è posto. Ok, adesso sentiamo se c'è posto. Jacopo, vai a sentire un attimo prima di levare tutto se c'è posto. Ma soprattutto amici. Ci siamo fermati qui. Mi vedete troppo vicino? Non preoccupatevi, mi allontano. Tolgo via il casco. Aspetta un attimo, così mi devi inquadrare. Bene, fermo così, ti viene il torcicollo? Non ti preoccupare, socio. Siamo arrivati al ristorante. Che trattoria, dopo vedremo che nome ha. Mangiamo qualcosina e poi vi diciamo com'è. Ok, andiamo a mangiare. Abbiamo spazzolato via tutto. Abbiamo appena finito di mangiare, direi molto bene. Siamo venuti su questo posticino qua, Barricata. Abbiamo mangiato benissimo. Località Barricata 1, Cogollo del Cengio, Vicenza. Costi la mangiata, buon. Allora abbiamo preso un taglierone. La fame era tanta. Questo era il tagliere. E purtroppo l'abbiamo mangiato prima di filmarlo. E poi abbiamo mangiato 2 pappardelle con il cinghiale. Il cinghiale l'hanno preso e l'hanno cotto, buonissimo. E poi io ho preso un petto di pollo con i funghi, ma i funghi proprio colti là, su quel posto là. Buonissimo, pagato poco, 20 euro a testa, acqua, Coca-Cola e caffè. Meglio di così, erano in 2, avevano abbastanza tavoli e veloci. Vi consigliamo anche di venire qua perché si mangia veramente bene. Ed è un punto di passaggio e anche una piccola vista panoramica. Sì, pieno di moto, di colleghi diciamo che sono venuti a mangiare qua. Adesso proseguiamo e andiamo verso la destinazione. Perfetto. Sente che siamo più in alto, l'aria è un po' più fresca anche. Sì. Una stradina così con le curve e in mezzo a sto bosco è favolosa. Molto bella come strada. Località Roana. Ciao Roana. È un bel posto, Sì, queste sono svenute praticamente. È un bosco questo, che spettacolo, guarda. Il picnic. Bella sta tutta, Ho 1000 metri di altitudine. Hai visto come va via? Hai visto? Ti ha superato l'amico, quello con la tuta? Sì, sempre dell'idea. Se vuoi correre, vai in pista. Benvenuti all'altopiano, comune di Roana. Attenzione, che ci portano via. Io ho tagliato prima. Ho sbagliato strada. Perfetto, non lo saprete mai che il mio socio ha sbagliato strada. Giriamo attorno, perché di là è senso unico, non si può andare, ma ci giriamo attorno. Facciamo il giro della chiesa. Guarda che panorama senza saperlo. Vedi che io non sbaglio mai. Ritiro, ma al limite fa strade alternative. Bravo. Questa strada praticamente la facciamo solo noi. Sì. Guarda. Tanta roba, Sì. Abbiamo anche la malga qui. Malga Ronchetto. Sì, si può andare. Sì, c'è la malga anche. Guarda che bello.
E quindi vi esortiamo, no, a venire sul nostro canale YouTube e a iscrivervi, e vi facciamo vedere sempre posti nuovi. Ti incanti sulla strada, cioè vai giù qua, qua. Mancano ancora 3 km ad arrivare al forte. Dove metto, amore? Dove metto? Sbagli veramente. Qua veramente dove mette? Dalla mostra del cinema di Venezia a Forte Corbin. È un passo. Penitenza. Molta penitenza. La penitenza. Abbiamo tanti peccatori. C'è perché è tutto il versante che domina tutta quanta la zona. Mamma mia, ma che ti ha insegnato a parlare così forbito? Vado a tradurre. Il versante che domina tutta la zona. Ragazzi, neanche Giulio Cesare, nei discorsi che faceva agli anfiteatri romani, esclamava codeste parole. Una roba da brividi. I brividi intorno alla schiena? Oh, io ho i pennoni. Ho parcheggio. Ok, perfetto. Dove siamo giunti, dove saremo giunti e dove siamo? Niente po' di meno che di fronte all'entrata del Forte Corbin. Abbiamo parcheggiato le moto. E adesso andiamo a vedere questo forte, Wow, che deve essere forte, molto forte, forte. Il forte di Punta Corbin era uno dei forti che costituivano la linea difensiva italiana delle Prealpi Vicentine. Sì, buongiorno, datemi i biglietti, grazie. Prego. Quanti siete? 3. 1, 2, 3. Va bene, potete entrare. Grazie. Prego. Dica. Posso fare da intreneuse? Sì. Allora, benvenuti nel Forte Corbin. Questo forte risale addirittura al 1914, nella Prima Guerra Mondiale, costruito per difendere gli attacchi austriaci da noi forti italiani patrioti. La prima cosa che possiamo vedere è il comando e il corpo di guardia. Che forse è quello? Sì, bravo, che è questo. questo qua che c'è. Poi andiamo avanti. C'è un numero 1. C'è un numero 1. Dov'è il numero 1? Non c'è il numero, però ti dico che è il numero 1 perché è il primo cartello che vediamo. Ah, ok. La palazzina del comando. Che è quella lì che abbiamo appena era visto. Quella che abbiamo visto, che esatto. abbiamo fatto i biglietti. Venite con noi che alla seconda tappa faremo una spiegazione, una delucidazione. Migliore. Sarà il camminamento sotto costa di collegamento. Attenzione che questo era un punto strategico molto importante. Adesso vi racconto. Questi sono gli alloggi degli ufficiali e dei servizi vari. Questa invece è la polveriera sotterranea. Poi qua l'hanno ricostruito, senz'altro. Dunque qua tenevano tutte le armi. Entriamoci. Inoltriamoci. Che piccoli. Qui entreremo più tardi. Questo invece è l'angolo di raccordo delle gallerie. Il genio militare avviò i lavori di costruzione nel 1906, terminandoli nel 1911, e seguì i canoni modello di una tipica fortezza ad alta montagna, capace di potersi gestire autonomamente in caso di necessità o d'assedio. Il Forte Corbin era stato progettato quindi come una piccola città indipendente, dotata di cucine, magazzini, forno per il pane, infermeria, cisterne d'acqua e anche di una teleferica proveniente dalla valle. Ogni parte della fortezza era collegata alle altre da una rete di gallerie e trincee che permetteva ai soldati di spostarsi senza mai uscire allo scoperto. Il Forte Corbin, costruito per primo, era il più grande tra i forti italiani dell'altopiano, il più curato esteticamente e l'unico ad essere dotato di 6 cannoni da 149 mm. Queste sono le gallerie. Per la difesa ravvicinata disponeva inoltre di alcune mitragliatrici, trincee e postazioni di fucileria. Ci siamo inoltrati nelle gallerie. Cioè, ma direi una cosa favolosa, da restare a bocca aperta. Cioè, fra gallerie, fra trincee, avete sentito? Ci sono anche gli spiriti. Ci saranno anche ancora gli spiriti che Siamo quasi arrivati a un'uscita. Sì, che non ci porterà da nessuna parte. Ah, vedi? Guardate, è un austriaco. Quando iniziò la guerra, il forte era presidiato da circa 150 artiglieri da fortezza, coadiuvati da truppe di un battaglione della milizia territoriale. Vedete il pavimento con l'umidità e il sale? Già nel 1915 veniva messo questo cartello dove c'era scritto pavimento scivoloso, perché i soldati non scivolassero e non ci facessero male e non andassero o andessero in infortunio. All'interno della palazzina, nel piano inferiore, si trovavano 3 camerate per l'alloggio di 134 artiglieri da fortezza e le stanze dedicate al medico
e alla sua attività. 2 ulteriori locali comunicanti ospitavano il generatore di corrente e il sistema antincendio collegato ad una vasca d'acqua sotterranea. E come stiamo entrando, guardate che cunicolo, guardate che roba, il forte è costruito all'interno della montagna. Questa è la parete del forte e quella è la vostra destra. Io faccio luce avanti, guarda come c'è per terra. Vedi? Una roba, sentite il rumore dell'epoca, lo scricchiolio è ancora presente, il fango, la melma. C'è scritto anche non venire da questa parte. Vedi come si sta stringendo? Sono caduto. Sì, adesso qua ci fermiamo, però vedi, sono proprio dei cunicoli strettissimi. Resto basito da... Questa, come potete vedere, è la montagna. Loro hanno fatto il forte, gira verso di qua, socio. Eccolo qua. Questo è il forte. Qui è la montagna. E qui è scavato il forte. Una roba Forte? troppo forte, troppo emozionante. Guardate dove siamo, guardate dove siamo incastrati. Sì. Riusciremo a uscirne? A uscirne soprattutto vivi? E forse ne usciremo. Ma non sappiamo se in verticale o in orizzontale. Dove bisogna andare adesso? Non lo so. Il mio terrore non è tanto visibile, vero amici? No. Venite, forse vi porto all'uscita. Seguitemi. C'è un tubo. Sì, Sai quel tubo? è un tubo, una manichetta dell'epoca. Ma Ci hai sentito subito. C'è venuto il soccorso. Sul pavimento del corridoio sono visibili i solchi lasciati dai binari del carrello proveniente dalla polveriera, che entrava dalla porta in fondo fermandosi davanti all'ingresso della penultima stanza. Proprio lì si possono ancora vedere i vani di 2 elevatori che portavano i proietti carichi al piano superiore. Buongiorno, rapido aggiornamento delle notizie sul fronte. 1915. Gli austriaci avanzano molto minacciosi, ma noi ci difendiamo con coraggio. Addirittura, non avendo più proiettili, abbiamo sostituito i cannoni con degli alberi tagliati e abbiamo fatto finta che fossero i cannoni. La copertura del forte, costruita con cemento armato spesso 2,5 metri, era stata progettata per resistere ai medi calibri e quindi non era abbastanza resistente per sopportare il peso dei colpi austriaci sempre più possenti. Qui siamo sopra il tetto e qui dove c'erano i cannoni. Il tetto del Corbin presenta 6 grandi fori, detti pozzi, in cui si trovavano i cannoni coperti dalle cupole girevoli e un foro più piccolo al centro, che costituiva la torretta scomparsa dell'osservatorio di tiro, da cui l'ufficiale di tiro controllava gli esiti delle cannonate e decideva le eventuali correzioni. Cosa ne pensa? No, sinceramente non ho parole, cioè è un pezzo di storia della prima guerra mondiale, una veduta, ragazzi, incredibile, un forte, un racconto meraviglioso, veramente, cioè non ho parole, veramente, venite a vederlo. I cannoni del Forte Corbin furono asportati nell'estate del 1915 in seguito al disastro del Forte Verena, che aveva evidenziato l'inadeguatezza dei forti italiani a resistere alla potenza distruttiva dei proiettili austriaci. I comandi decisero quindi di asportare i cannoni, che furono portati in luoghi più sicuri e mimetizzati, mentre sul tetto del Corbin, al posto delle canne, vennero posizionati dei tronchi d'albero per ingannare le vedette austriache e far credere che il forte fosse ancora armato. Sapete che noi facciamo sempre i video, no, da ridere, eccetera, eccetera, ma questo lascia veramente a bocca aperta. Il panorama, ripeto, il posto, venite a vedere la Forte Corbin a altopiano di Asiago. Questa è la trincea scoperta e con questa si poteva andare a vedere senza pericoli dove erano arrivati i nemici austriaci. Era stato progettato con una serie di camminamenti e passaggi incrociati tra loro per facilitare lo spostamento dei soldati da una parte all'altra della fortezza. Era attraversato da una galleria sotterranea che collegava la parte anteriore del forte con quella posteriore. Entrambe le trincee avevano la funzione di controllare il confine del forte e fronteggiare eventuali imboscate. Scendendo la scala di collegamento si entra nella lunga galleria trasversale e proseguendo verso sinistra si raggiunge la caponiera, ossia la postazione per le mitragliatrici. Una costruzione semicircolare dotata di 2 feritoie armate di mitragliatrici.
Questa struttura si affacciava sul fossato del forte, con lo scopo di difenderlo da un'eventuale incursione nemica. Le 2 mitragliatrici sparavano alla base del fossato antiuomo. La trincea coperta attraversava il territorio del Corbin per collegare la palazzina di comando e la trincea scoperta che accedeva all'osservatorio. Pezzo di storia e Da non poi, dimenticare. poi non bisogna scordare né da dove veniamo, né a ora chi siamo e né chi saremo in un futuro. Adesso andiamo a vedere il museo di Forte Corbin. È un museo di famiglia anche, attenzione, questo forte è stato lasciato come eredità. Il forte Corbin fu bombardato dal cannone austriaco Barbara con 57 bombe da 38 cm e il 30 maggio fu occupato dai reparti austro-ungarici della 28ª divisione e ne dispose l'abbandono. Successivamente, anche qui, iniziò l'attività dei recuperanti, che smantellarono il forte riducendolo a un cumulo di macerie. A questo punto lo Stato, non potendo più servirsi di un edificio così compromesso, lo mise in vendita. Nel 1942 il Corbin fu acquistato da Emilio Panozzo di Tresché Conca e tuttora appartiene alla sua famiglia. E lo ha reso un museo all'aperto, quasi completamente visitabile. Siamo arrivati a che ora? Alle 6 del pomeriggio, siamo partiti tardino, siamo un po' stanchi. Abbiamo conosciuto una brava persona con la moglie. Titolare, Esatto, del lei forte. l'ha ereditata dalla sua famiglia. Quindi un invito a tutti, venite a Forte Corbin, potete mangiare anche qui, accoglientissimi, gentilissimi, avete la possibilità di fare anche la guida con la moglie che è bravissima. Cosa dire altro? Cosa aggiungere? Prepariamoci, torniamo a casa. Esatto. Che la strada è lunga. La strada è lunga e tortuosa. Ciao e ci vediamo per la chiusura, giusto? Sì. Lo metterai? Sì. Non lo sappiamo. Dal forte direzione casa. Abbiamo 2 ore e 40 minuti di viaggio. Hai appena detto delle belle cose. Cioè che 2 ore e mezza secondo me siamo a casa, dai. Sono le 6, 8 e 3/4 siamo a casa. Sì. Comunque socio, una bellissima giornata e un bellissimo posto, veramente. Guarda che roba! Guarda che roba! Vara! C'è il nonnino col quad davanti. No, non è un quad, è un nonnino con la Carmoto carrozzina. Oh. Non passiamo più. Attenzione, la Jaguar tenta di sorpassare ma non riesce perché il nonnino richiude la strada. Sì, va a destra e a sinistra. Ecco, vediamo la staccata. Il nonnino viene superato da... Attenzione, il nonnino col quad. Ciao nonnino! Senza casco perché il nonnino ha la testa omologata. Senti che rumorino. Ha cambiato marcia. Che dici, lo sorpasso? Dai, sì. Ho filmato il Ferrarino, gli ho fatto l'ok, mi ha fatto l'ok anche lui. Sì. Ma la strada è disconnessa o messa fuori una roda? Ma sento... 2 minutes later. Abbiamo forato. Fermati. Sì, gomma a terra. Allora, mettiamo la moto in cavalletto centrale. Vai. Ecco qua. Adesso vediamo cosa hai preso. Andare su massare velocemente, quindi... Tu hai preso un chiodo. La valvola? La valvola... Sì, ora se c'è un chiodo, qualcosa. Può essere la valvola che... Allora spengo qua. Non si capisce la guida. Non si vede. Ah, piano, partiamo la valvola pian piano, deve partire. Daniele, cosa mi convidi? Abbiamo forato la camera d'aria, Adesso stiamo pompando del liquido pompatore per gonfiare la camera d'aria. Eh sì, grazie veramente. Io ti tappo, socio. Dai, ti devi casa, tranquillo. Sì, ti dici. Adesso giriamo la ruota. Metti moto, alza. Via prima. Vai. Gira, sì. Ora in velocità e scattiamo via. L'amico ci ha aiutato, via la ruota alta, fenomenale. Lo ringraziamo. Sì, lo ringraziamo e se vede il nostro video, grazie. Ma veramente è stato unico. Adesso vediamo se riusciamo a partire. Questo qua è il segno della ruota, come si è girato. Buttiamo giù. Stammi da Dio che ti guardi se la va su. Però devo dire molto gentile l'amico, Preso, si è girato e è venuto subito a soccorrerci. Ma non sento tanto la moto bene, Prima foratura in vita mia,
Sì, sì, sta scendendo sempre di più la gomma, la vedo io da qua. Siamo quasi arrivati alla fine, piano piano, e andiamo fino giù in città. Forniamo la moto. Bisogna vedere qua in zona cosa c'è come gommista. Andiamo a recuperare il prodigo. Amici follower, ma soprattutto amici. E niente, non ce l'abbiamo fatta. Non siamo riusciti a tornare a casa per la chiusura perché dobbiamo lasciare qua la moto sua. Ha forato, io ho provato il possibile, l'amico ci ha dato una mano, ma ahimè, domani dovrò tornare su e andare alla gommista a farsi cambiare la gomma. Però seguiteci perché usciremo nuovamente ogni domenica alle 13:30. Tutte le domeniche. La lascio qua. La lasci qua. Tutta la notte da sola. E diciamo anche di iscriversi al canale. Come faccio a peccare? Iscrivetevi. Mettetevi un mi piace, Mi provate. piace. E date un contributo al gommista che domani tocca tornare su. Al prossimo giro. Ciao ragazzi, ciao. Vedo il mio socio lì davanti con mio figlio e la marmitta, la luce e la targa che sta russando per terra tra un po'. Dobbiamo andare dove del casino? Ah no. No, mi sta facendo cambiare strada, andiamo di qua. Siamo di ritorno, siamo in tangenziale a Padova. Come è finito male. Ed eccolo qui, distrutto da questo viaggio. E il mio collega che cammina nell'orizzonte del vuoto in cerca del coso per far benzina. Qui distrutto perché la mia moto è comodissima. Coda anche al lato contrario per arrivare a casa. C'è polizia?